Sai quando mi sono sentito un po' triste? Quando il medico è venuto là e mi ha detto guarda, abbiamo bisogno del tuo consenso per cambiare il medicinale, perché quella terapia che abbiamo fatto finora non ha servito a tanto. E io gli ho detto, dottore, io di murature e di malta mi intendo, di medicine no, sono sulle vostre mani. Davvero buone mani quelle dei medici del Cafoncello che hanno guarito Virginio Maso, pensionato di Vescon contagiato da coronavirus. Tutto iniziato con una comune febbre e nulla più. Una storia lunga 35 giorni, tra reparto e terapia intensiva, tra maschera per l'ossigeno e medici e infermieri che sembravano astronauti, ma soprattutto vinta grazie alla fiducia che Virginio ha riposto in chi lo curava, accettando quasi una sfida con il virus. Dopo 20 giorni circa si sono accorti che non miglioravo, allora hanno voluto il mio consenso per provare un medicinale nuovo, mi sembra giapponese, non so, adesso dite il nome giusto, con quattro flevo di quello là ha cambiato tutto. Ennesimo esempio che di coronavirus anche nelle forme più pesanti si può guarire, un contagio che però a vederlo fa paura. I problemi più grandi li ho avuti perché questi qua, tornati dalla sala rianimazione, due, no, uno una settimana e uno l'altra settimana, subito sembravano a posto, poi andavano in delirio e urlavano tutta la notte, facevano pena proprio. Io dovevo fare il guardiano perché uno una sera ha saltato il letto, è cascato, si è pestato la testa. Perché è difficile tenerli, quando vanno in delirio, gridano, chiamano, E cosa pensava mentre era là? di tutto fuori. Ma al massimo dicevo, io sono partito così, la mia vita l'ho fatta. Male che vado a trovare la bambina che non c'è più, quella mia figlia che è morta in incidente. Sì, sono stato pacifico tutto quanto, no, la famiglia, i figli sono allevati, la moglie è a posto, sono tutti a posto. Se va bene, altrimenti pazienza, non mi sono mai demoralizzato io. Oggi Virginio è in quarantena, isolato in parte della sua casa, ma non gli importa e ci ha voluto raccontare la sua vicenda per dare una speranza, soprattutto a chi è ancora dentro al tunnel della malattia. Una speranza, ma anche un consiglio. Io dico